Mamma mia, che cosa ho visto, ragazzi? Ragazzi, mi chiamatemi Tal. Ragazzi, chiamatemi Tal. Questa la voglio analizzare, ragazzi. La puntata è il nuovo Tal! Il nuovo Tal è arrivato 2026, 2036. Mamma mia, sopperisce il nuovo Tal. Benvenuti amici di Matto Scacco, continuiamo la serie Gioco finché non perdo. Vi ricordate l'ultima volta abbiamo fatto una sfilza infinita di vittorie e allora proseguiamo perché siamo carichi. Via, andiamo a giocare a 5 minuti. Secondo me è una tipologia di tempo che non è troppo veloce, non è neanche troppo lunga. Andiamo a fare il nostro sistema colle e ragazzi non potete capire che cosa sta per uscire sull'Accademia. In realtà l'ho già detto, è il corso di strategia più completo che sia mai stato infame, che sia mai stato scritto, che sia mai stato strutturato. È possibile che tu sia stato così infame? Possibile, eh? Il corso di strategia più completo, ragazzi, una roba che non potete neanche immaginare. Ovviamente teniamo questa possibilità, qualcosa di folle, ore infinite di studio, di esercizi con soluzioni, robe che ti arrivano a casa. Non potete capire, non potete capire. Attenzione, attenzione, giochiamo B3 così creiamo anche la diagonals e giochiamo a 4 per toglierti tutte le malsane idee di spingere su B5. E questo è un alfiere gratis però. E alfierino gratis è sempre buono. Stavolta l'ho visto, perché quando faccio queste robe qui faccio una serie di sviste enormi. Tra l'altro scrivetemi qui sotto, ragazzi, le cose che voi trovate. E il mio avversario mi sa che non vuole più giocare con me. Non vuole più giocare con me. Adesso gioca questo per creare interferenza, sicuro come l'oro, tra il cavallo e l'alfiere. Ma sono in forma ragazzi, sono in forma. Sono in forma. Anche F4 secondo me potrebbe essere molto interessante. Perché sulla spinta c'è alfiere C4. Io vado, F4 non me la toglie nessuno. Sulla spinta, perché lui cercherà di rompere, c'è alfiere C4 e qui sto bene, sto molto bene. G4, G5, il cavallo costretto ad andare qui, potrei anche cambiare un paio di alfieri, tanto sono in vantaggio di materiale, quindi giochiamo easy, andiamo per giocare easy. Questa mossa non se l'aspettava, non me l'aspettavo neanche io, dire il vero. Beh, posso cambiare, posso cambiare. Penso, cambio, tu vai col cavallo. Allora, vabbè, senti. Se io cambio, tu vai col cavallo, io vengo con la regina qui, tu giochi G6, ti mangio qui, tu mi mangi qui. Tu mi mangi qui, mi mangi qui. E io ho alfiere C4, rifaccio. Mangio col cavallo, regina qui, G6, rimangio qui, mangi qui, alfiere C4. Dai, io penso che questo cavallo è fortissimo, probabilmente questa manovra, va bene, facciamo così, senti. Facciamo così, se mangia di regina c'è questa immediately e adesso dicevamo che c'è anche questa, c'è anche questa, però questa mi sembra più carina perché c'è un doppio attacco. C'è un doppio attacco. Donna C4, torre qui, alfiere C4 e si attacca il punto debole F7. H6 anche può giocare, anche H6 non è da... Anche H6 però c'ho la famosa manovra di torre importantissima. Torre qui presumo. Dicevamo alfiere C4 ragazzi. Alfiere C4 immediatamente. Attenzione che alfiere C4 gli viene voglia di fare queste cose. Alfiere C4, nonna B6. Ah no, qui non posso più andare poi. Attenzione. Va bene, io farei anche quello che batte la ritirata e la voglio battere su casa nera però. Quindi se proprio devo battere ritirata io la batto su casa nera. Anche è vero che perdo questa. Senti, facciamo così, easy. Giochiamo facili, così non c'è neanche più questa. Volevo andare sul nero ma non mi è stato possibile. A questo punto porterò avanti questi. Anche F5 sembra interessante, però attenzione,
Anche F5 sembra assolutamente interessante. La torre qui, l'altra torre qui sicuramente. Prima di andare all'attacco a me piace portare tutti i pezzi in gioco. Tutti i pezzi in gioco, perché adesso arrivano un po' di pressioni. Ok, mi costringe ad andare via. Mi dispiace di svegliarti. Tararam. Forse un uomo, non so ragazzi, ma i Pooh, vogliamo mettere le canzoni che facevano i Pooh, alta, alta, alta roba. Urco, ma sai che mi ha fregato? Non mi ha fregato, ha chiuso benissimo la diagonale, sei stato bravo. Questa non me l'aspettavo e c'hai anche questa ora. Sei stato molto bravo. Ma ad un tratto so che devo lasciarti. Tra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Va bene, dai, andiamo di F5. Ci sarà mica mai qualcosa di sbagliato con F5. Ah, il suo alfiere scusate, il suo cavallo è tenuto, le sue torri devo capire dove vogliono andare, dove hanno intenzione di andare. Io questa la faccio, vado sul nero e poi veramente ci sono entrate devastanti. Doppio attacco sull'alfiere, è onesto, però io ho questo. Ce l'ho questa? Sembra proprio di sì. Sì, sembra che ce l'ho. E poi c'ho alfiere C6, no? Adesso se lui mi fa questa cambiamo le donne e poi c'ho alfiere C6. Questa non deve essere stato un granché di mossa. Ok, fa solo, credo che faccia solo paura quello che lui sta facendo perché ho 1000 minacce, ho 1000 minacce, ho 1000 minacce, solo una paura così apparente perché ho 1000 minacce, 1000, quindi sta cercando il classico, è un modo di cercare di buttarla in caciara. Donna F7, sicuro Donna F7 funziona e vediamo se c'ho il classico matto alla chess.com. Devo avercelo, cioè, non è possibile che io non ce l'abbia. Allora, posso deviare la donna? Vediamo se posso deviare la donna. Posso deviarti, tu vieni qui con la torre. Allora, facciamo così. Alfiere. Qui bisogna contrattaccare, c'è poco da fare, i preziosi. La torre dove si metterà? Qui? Io voglio attaccare, a parte posso cambiare le donne quando voglio. Torre qui. Torre qui. Potrei fare una grande cappellata, sapete? Torre qui. Torre lì. Bene. Torre lì. Bene. Adesso andiamo qua. Questa. Questa era la mossa che volevamo. Questa era la mossa che volevamo. L'alfiere che controlla il suo cavallo. Questa era la mossa che volevamo. Bene, bene, bene. Bravo Cristian, quando trovi queste cose ci fai esaltare. Non ho dato importanza al suo attacco, anche perché l'alfiere tiene un punto fondamentale. E quindi si è chiusa anche questa. Urco, qui c'è il matto? Secondo te? Qui e poi c'è qui. Sì, dai, c'è questa. Scacco e poi c'è alfiere F6, scacco. Alfiere F6, scacco. Mizzica, ma sai che questo tiene botta? Questo tiene botta, oh. Qui posso prendermi anche il cavallo. Posso prendermi anche il cavallo, anche se a me piace giocare ma proprio facile, ma di un facile che non potete immaginare. Perché se magari prendevo il cavallo, questo qui si inventava qualcosa qui con questo pedone, tanto il cavallo non può andare da nessuna parte. Cambio di torre. Easy, easy, voglio giocare easy. Voglio giocare easy. Ho una regina in più, più 11, riusciremo a vincere una partita col più 11? Eccolo, come non detto. Come non detto. Allora, vediamo se qui c'ho qualche scacchino, secondo me interessante.
qualche scacchierello interessante. Intanto adesso ci prendiamo questo pedone che veramente non se ne può più. Diamo la possibilità di dare scacco matto scendendo con la torre. Ok, e andiamo su tutta con questo pedone. Andiamo avanti, avanti popolo. Adesso la sigla è interessante perché questa è interessante. Urco, questo mi vuole fregare sul tempo. Questo vuole fregarmi sul tempo. Questo mi vuole fregare sul tempo. Sì, ma non so neanch'io cosa... cosa diamine ho combinato. Non so neanch'io cosa diamine ho combinato. Va bene, bene. Vinta sul tempo, ma va bene. Andiamo avanti tutta, ragazzi. Avanti tutta. E continuiamo. Oh, attenzione, 2036 fortissimo. 2036 è fortissimo. 2036, ma adesso lo sorprenderemo con effetti speciali, con la nostra mitica difesa Liekin. Mitica. Mitica. Mitico, come dice il buon Checco Zalone. Non ci fa paura niente noi. Ecco, questo un po' ci fa paura. Dimmi che non la fai. Bene. Su questa forse. No, che cacchio ho fatto? Ma che cacchio sono andato a fare? Ma perché faccio ste cose? Ma chi me le ha insegnate ste robe? Va bene, questa c'è. Mamma mia. Meno male. Meno male che Silvio c'è. Ma che cacchio di mosse faccio? Ma a volte mi sembro veramente un babbo. No, no, ma non si può giocare così contro un 2000, dai, ma perché? Perché? Mi sta bene. Ma sai che mi sta bene? Ma mi sta di un bene. Vai col pedone, va col pedone. Ma mi sta così bene che non puoi capire quanto mi sta bene. Il pedone che è già arrivato in promozione qua. Va bene. Mamma mia quanto mi sta bene. Ma proprio bene. Meno male che Silvio c'è. Sto cavallo è potentissimo. Questo cavallo è la guerra questo cavallo. Mamma mia quanto è guerrigliero. Quanto è guerrigliero questo cavallo non potete capire. Bam, torre gratis. Adesso attenzione perché qui il mio amico mi vuole Ciulares. Mi vuole Ciulares. Re B2 secondo me gioca questo. Esattamente. Perché mi voleva Ciulares. Quindi ora devo capire se lui toglierà questo alfiere. Lui toglierà questo alfiere. Facciamo così. Non ho fretta perché lui mi vuole catturare sto cavallo, no? Se faccio questa intermedia sembra buona. Sembra buona perché poi c'ho scacco qui. Appena lui viene a prendersi qui. Ah, ragazzi, che fatica, che sudate ste partite, tutte, a partire dall'apertura, mamma mia, qui. Poi ci sarà scacco, vengo qua. Se va sul nero perde la torre. Fammi calcolare, dovrebbe essere tutto ok, no? Vengo qui. Lui viene qui. E poi si vedrà. Posso mangiarmi questo pedone. Scacco. A lui non può venire sul bianco. Scacco viene sul bianco. Scacco viene sul bianco. Prendiamoci questo, va. Però lui mi prende l'alfiere. E io c'ho scacco con la regina. Viene sul bianco. Viene sul bianco l'amico. Se l'amico viene sul bianco c'è poco da fare. Vengo qua. Non posso perderla questa. Scacco viene sul bianco. E se faccio questa? Ho risolto tutti i miei problemi.
tutti no, perché torre, mangia qui, mangia qui, mangia qui, mangia qui, e alla fine gioca questa, io gioco questa. Va bene, dai, qui ci vuole un atto di coraggio. E se viene qui posso anche pensare di fare altre cose. Scacco. 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 Mi riprendo come minimo la torre. E credo sia matto, anzi, ma è quasi matto. Deve mettere davanti la regina e arriva la torre. Mamma mia, che cosa ho visto. Mamma mia, che cosa ho visto, ragazzi. Ragazzi, chiamatemi Tal. Ragazzi, chiamatemi Tal. Questa la voglio analizzare, ragazzi. La puntata è il nuovo Tal! Il nuovo Tal è arrivato 2026, 2036. Mamma mia, sopperisce il nuovo Tal. Revisione della partita, questa va revisionata perché è una perlina, un gioiellino questa, un gioiellino, mamma mia, mamma mia, mamma mia, vediamo se... un- Ragazzi, se vedete qui a lato l'analisi sembra carnevale, tutti i colori ci sono. Ok, questa... Ah, va bene, questa c'è... Ah, preferiva più cavallo qui, preferiva per prendersi... Non lo so, cavallo qui che cosa avrebbe portato su questa? Ah, ok, c'erano ulteriori scacchi. Va bene, sono stato materialista, ho pensato subito alla torre. Era giusta. Ah, anche questa era interessante. Torre qui per supportare la regina qui. Giusta, giusta. E qui, attenzione ragazzi, torre a 3. Qui un punto esclamativo me lo dovevi dare, perché torre a 3 è stata veramente carina. Unica sua alternativa dopo questa ovviamente era donna B3, ma dopo torre in A8, signori, la partita è finita. La partita è finita, unica, e poi scacco, matto, game over. Bella, bella. Allora, dopo una partita così bella io potrei anche perdere questa ed essere felice. Voi che dite? Io posso anche perdere. Arriva a 1950, ormai sono infermabile, signori. Sistema colle, fatemelo fare senza trucchi strani, beceri come Alfiere F5. Oh! Perché? Perché non mi fate mettere il mio alfiere in D3? Ma chi ve l'ha data la patente per giocare a scacchi? Io non lo so, siete veramente... Allora, aspettiamo a vedere lui come vuole comportarsi. Io mi comporto così. Premove di cattura su donna. Ottimo. E questa però te la devo fare adesso. Amico, mi spiace, ma questa te la devo fare. Ci voglio mettere io il mio alfiere qui. Sì, perché sennò qua la situazione è tragica. C'era intanto un attacchino qui mica male. Adesso il piano di gioco è primis. Attenzione, che su questa lui c'ha questa. Allora, con calma. Io credo che siamo in una situazione dove non c'è troppa fretta. Potrei giocare F4 per mettere a freno tutto, eh? Con F4, però su questa... Con F4 potrei mettere un po' a freno il suo attacco, però io credo che ora il piano corretto sia questo. Non ho fretta di sviluppare questo. Devo dirti che il re al centro non mi fa impazzire, però credo che ora sia più importante spingere i pedoni in questa posizione, secondo poi... Credo che sia più importante ora spingere qui. Donna 5. Sì, donna 5, alfiere di 2. Ok, tu mi hai fregato e allora è il momento che ti freghi anch'io perché qui... Alfiere di 2. A 4 e poi ci pensiamo. Ok, tu giustamente vuoi... Sei per aprire tutto. Tu sei per aprire tutto, giustamente. E sono d'accordo con te, non è che non sono d'accordo. Però dopo Arrocco penso che sia tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Qui lasciamo la tensione, ragazzi. Non avete il brutto, non abbiate
Il brutto vizio che avevo anch'io sempre di togliere la tensione. Lasciatela, è così bella la tensione. Questa mossa non l'ho capita, la capirò a breve. La capirò a brevissimo. Ah, eccola qua. Ah, volevi cambiare l'alfiere, ma perché volevi cambiare l'alfiere? Non c'era nessun motivo per cambiarlo. Vuoi rendermi debole qui, eh? Farabutto, farabutto, farabutto. Vuoi rendermi debole qui, eh? Se gioco F4 è quasi inguardabile. F4, alfiere F6. E qui c'è un buco. Catturo, vai col cavallo. Vai. H4. E se vieni qui, penso alfiere F3. Non lo so, non sai che non ho idea bene di come proseguire. Non ho bene chiara l'idea di come proseguire questa partita. E intanto ora c'è questa. Allora, credo che debba creare qualche serio contrattacco, se no qui la posizione sfugge di mano. Sfugge di mano. Tengo qui, contrattacco qui. Ma ragazzi, la fortuna è dalla mia oggi. Grande, 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 grande. E l'importante è vederle queste cose, perché se non si vedono è lì che c'è veramente il problema. Difesa di Ekin, attenzione. Gambetto Budapest. Attenzione, mi fa il sistema colle. Attenzione, mi fa il sistema colle. Oh, mi fa il sistema colle, a me. Il sistema colle, a me. Tu non hai chiaro bene con chi hai a che fare. È meglio che ti informi prima di giocare queste cose, amico Fritz. È meglio che ti informi. Adesso voleva preparare B4, questo qui. Voleva preparare B4, ma pensa a te. Ma certo che... voi di che nazionalità sei? Voi della Bosnia-Herzegovina siete un po' strani come tipi, eh? Voleva vincere lui, voleva. Allora, questa mossa dico che mi fa un po' paura. Perché è vero che c'ho un centro solido, ma c'ha C4, tipica rottura, tipica rottura de Marjones. Donna C7 mi viene subito in mente, alfiere D7 secondo me non è male, perché con alfiere D7, alfiere D7 è la mossa che faccio, senti qua. Senta a me, alfiere di 7 è la mossa che faccio, così su queste posso catturare tranquillo, poi posso catturare di pedone. Alfiere di 7 ha tutto il mio rispetto. Ora il vero problema è questo, quindi facciamo così e ce lo andiamo a pappare in codesto modo. Questa, di la verità, che non l'avevi vista. Tra l'altro non ha neanche la presa al varco perché la mia torre è tenuta e adesso ti arriva alfiere in C5 e hai perso anche la donna, tra l'altro, amico Fritz. Hai perso anche la donna? Eh sì, hai perso anche la donna. Sì. Mamma mia, il rubatore di donne! No! Ma tu non avevi perso la donna? Ma da dove cacchio hai tirato fuori sta mossa? Ma da dove l'hai tirata fuori? Questa qui fa paura? Devo capire se questa fa paura. Non credo. Però nel dubbio ritiriamoci. Arrocco, adesso segue. Questa ce l'ho da 10.000 anni e mezzo, questa mossa. Da 10.000 anni e mezzo ce l'ho. Mamma mia, che mosse di basso livello che sto producendo. Che mosse di basso livello che sto producendo. Mosse di basso livello. Cattura di pedone.
E poi portiamo la torre qua, senza poi, la portiamo subito. E adesso c'è un po' veramente rotto, amico, cioè va bene tutto, va bene avere pietà dell'avversario, ma in questo caso nessuna pietà. In questo caso nessuna pietà. Cattura il centro. Se cambia le torri questo si riprende, eh. Questo se cambia le torri ti dico che si riprende. Infatti non le cambierò mai, ma neanche morto. Torre qui, me ne vado qua. Facciamo così. Rendiamo cara la situazione di chi comanda. Alfiere in E6, quanto prima. Quanto prima alfiere in E6. E poi quanto prima... Ma sei fuori di testa. Tu sei fuori di testa, fatelo dire. Questo vuole spingere su questa. Su questa. Blocchiamo la fuga. Aumentiamo la pressione qui. E permettiamo donna E5. Sì, credo sia buona. Donna qui. Donna qui potrei fare anche alfiere qui. Così ti blocco il pedone. Va bene, va bene. Triplo attacco sul cavallo, attenzione. La sua donna deve prendere posizione. Donna B2 secondo me. Donna B2 mi viene tanto voglia di fare questo. Tantissima voglia di fare questo. Questa. È quella giusta, sono sicuro. Sono sicuro che questa è quella giusta. Questa non mi fa paura perché ho questa. Ah, si rifà perché lui mangia con l'alfiere. Questa ce l'ha davvero. Cattura con l'alfiere. Torre per donna, alfiere qui. E non c'è niente. Questo va a promozione, te lo dico io. Questa è brutta. Dimmi che c'hai paura. Sì, bravo che c'hai paura. Bravissimo che c'hai paura. E qui mi hai creato un problema. Un problema di natura tecnico. Allora, senza troppi indugi, andiamo a giocare questa. Su questa ci sarà qualche scoperta, mal che vada c'è questa. Ok. Questa. E mo sono problemi, E mo sono problemi serissimi. Ah, possiamo attaccare quest'uomo. Possiamo attaccarlo. Tipo D4 è buona, non è più buona D4. D4 non è più buona. Abbiamo appurato che la spinta in D4 non è più buona. Abbiamo appurato, signori. Ah, questa è andata. Questa è andata perché non ho robe per attaccarlo. Come lo attacco qui? Qui l'unico modo che ho io per fare qualcosa, te lo dico io, è questa roba qui. Prendergli quel pedone. Perché non vedevo cose in attacco particolari. Va bene, andiamo a raddoppiare, triplicare quel che è. Va bene, mangiami questo cavallo, nessun problema. No! Che cacchio ho combinato? No, che cacchio ho combinato? Ho lasciato l'alfiere scoperto. Ho lasciato l'alfiere scoperto. Mamma mia, sono uscito con +1 da tutto ciò, non chiedetemi come. Però non mi piace per niente questa situazione. Ma per niente proprio. Questo si piglia, sto pedone se lo piglia. Sto giocando in difesa perché non saprei che altro fare. Sto giocando in difesa perché non saprei che altro fare. Questa è la verità.
scacco, vengo qua. Ah, vieni qui con la regina. "12 secondi alla morte". "12 secondi alla morte". Regina qui e poi viene qua. Buonanotte a tutti i sognatori. Buonanotte, buonanotte, è andata. È andata, sei stato molto bravo, molto bravo. Devo capire che cosa... La guardiamo insieme. Devo capire che cosa qui... Sono stato un po' in panico in questo finale. È stato veramente una brutta giocata. Andiamo al finale, che è quello che mi interessa di più. Qui veramente non sapevo cosa fare. Allora, siamo arrivati in questa posizione dove io ho portato qui l'alfiere. Non sapevo veramente cosa fare. Secondo il motore posizione pari. Però ragazzi, giocate sempre, perché vedete che ai nostri livelli una posizione pari può tranquillamente ribaltarsi. Qui che cosa ho pensato? Perché ho fatto questa mossa? Perché volevo creare una via di fuga al re, poiché se un giorno tolgo la regina dall'ottava traversa, scacco, matto. Quindi volevo creare una via di fuga, ma la cosa è che non bisogna mai togliere la regina dalla prima traversa, ma prima o poi lo imparerò questa regola. Ok, qui ho fatto questa mossa, G4, questa è perdente, perché c'è pedone per D4, questa è perdente, donna B8 giustamente, e su donna F8 dovevo dargli per forza la regina, sì. Come avrei dovuto giocare qua? Donna E6, donna 4, donna 4 anche, donna E6, sugli scacchi, non può fare scacco, quindi devi giocare così, però neanche così funziona. A parte c'è sotto il cavallo, quindi avrebbe dovuto giocare così. A questo punto magari cattura e poi... Vabbè, bisognava un attimino pensarci. È vero che avevo meno tempo rispetto a lui, però... Va bene ragazzi, va benissimo. Le vittorie di oggi spero che vi siano piaciute, spero che vi siate divertiti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla Matto Scacco Academy, perché sta uscendo un corso sulla strategia che è coi fiocchi. Ci vediamo presto, ciao!